Pedalate di critical mass di Mestre con tante famiglie, anche con bimbi piccoli al seguito, come questa, aggiuntasi in corsa, è il caso di dire. Ci siamo aggregati. Il discorso è questo, cioè continuare a sacrificare aree verdi per far spazio alle macchine ci sembra una negazione del futuro. La manifestazione di associazioni cittadine con il supporto e la presenza fisica anche di Italia Nostra Veneziana e Veneta. Che è per loro che dobbiamo fare queste battaglie, per lasciare la terra almeno come ce l'hanno lasciata i nostri avi. La mobilitazione di massa con tanto di raccolta firme è giunta quasi a quota 1500, tutti contro il nuovo parcheggio di Forte Marghera, al grido di stop cementificazione, vogliamo una mobilità sostenibile. Per questo adesso alcune attiviste e attivisti di noi pianteranno simbolicamente un albero. Forte la voce del no del comitato spontaneo per Forte Marghera, la costruzione del parcheggio intermodale proprio lungo la zona di valore storico, monumentale e paesaggistico, come da decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. L'accusa degli attivisti verso la Sovrintendenza di Venezia. Abbiamo la possibilità di impugnarlo come illegittimo nella procedura amministrativa. Infatti abbiamo intenzione di fare ricorso al Consiglio Superiore dei Beni Culturali a Roma. Con il nuovo slogan Amo Mestre in bicicletta, come racconta Michele Boato. Certo, amiamo Mestre e per amarla bisogna dare spazio ai pedoni, ai ciclisti. Forte Marghera è diventato un vero e proprio punto di aggregazione non soltanto per i cittadini, ma anche per la campagna elettorale già in atto con questo nuovo simbolo stampato in quasi 1 migliaio di adesivi. Poi con le più grandi organizzazioni culturali vogliamo prima di settembre, prima delle elezioni, fare un grosso convegno sulla tematica della distruzione di beni culturali a Venezia